Devo dire che la Lega invece non è per niente impaziente, è assolutamente un alleato, averne alleati così disciplinati. Crisi di giunta chiusa, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dopo l'incontro col segretario provinciale della Lega Sergio Vallotto annuncia una ritrovata concordia tra tutte le componenti della maggioranza. Cosa ci siamo detti resterà tra noi, spiega, per quanto mi riguarda l'argomento è chiuso. Per come devo dire è già chiuso, si tratta solo soltanto dettagli su cose che adesso non stiamo a spiegare, lo spiegheremo quando sarà, ma non c'è stato proprio il problema. C'è un problema interno, sai, discussioni, c'è stato il referendum sulla separazione della città, sono dei temi su cui insomma non siamo d'accordo, ma non c'è problema, non possiamo essere d'accordo su tutto, saremo tutti uguali, tutti compagni. Tra quelli che il sindaco chiama dettagli c'è il nome del nuovo assessore al commercio, posto vacante ormai da 40 giorni, dopo le dimissioni della leghista Francesca Guzzoni in aperta polemica con l'amministrazione. Beh, l'assessore dobbiamo trovarlo, insomma, l'abbiamo in qualche modo evidenziato, però insomma, adesso dobbiamo ancora avere un po' di pazienza. Noi siamo gente paziente. Quanto accaduto a Padova non c'entra nulla con la nostra città, ribadisce Brugnaro. Qui non ci sono lotte per il potere, lavoriamo tutti insieme per la città. La politica delle sedi, delle cose, cioè proprio non mi appartiene niente, continuo a dirlo, mi fa veramente da ridere, se non fosse altro. Però appartiene agli altri, magari vengono a pungolarla. No, ma non è vero, guarda, sinceramente non abbiamo le tensioni, poi oggigiorno insomma c'è poco, sono sotto responsabilità a Venezia, siamo su un mare dei debiti, cioè una città che ci hanno lasciato distrutta, c'è poco da puntare a avere ruoli e roba.